Buonasera a tutti, visti TV, ite nuova de oggi, die 17 de su mese de Lampata 2023, 26, scusate, cominciamo diretto, chissà, vedere come si presenta sa die oggi, come si vede si presenta ta bella luminosa, che nessuna nuga, manco in palla da come capita carchi via appunto a vestire dai palanieddas, non bina mancuna, e quindi oggi si deve mantenere una die, tutta una die che su sole preno, insomma, spalazzato circa sui 28 gradi, una cosa del suo genere, insomma, temperatura massima. E dimostrate la fotografia che non presidente un pacchetto del Pusacurso e andiamo a sozzare a valle, sole preno un po' da die, come già in anticipando, e più o meno sui 28 gradi. Andiamo su a Giofia, a casa, sole preno su Mattesi potuto da dire, solo che casa arriviamo a 31 gradi. Bene, incominciamo che Sannova è stata perdita una collanella di questo tipo, non proprio uguale, ma similare, insomma, che indipendente di perla bianca. Si calcola la zappata, telefono, tasso numero 320 822 30 96 320 320 822 30 96. Va bene, bisogna andiamo da innanzi, ecco la musa Terranova, ecco qua Sant'Antonio calcio settore giovanile, che queste squadre giocano due Vesticheso, il gruppo Pulcini, con l'ultimo appuntamento stagionale a Brentonico per il gruppo Pulcini 2015 si chiude la stagione calcistica 2025-2026 e si conclude nel miglior dei modi nel torneo The Academy organizzato dall'Atalanta in Trentino. I nostri ragazzi conquistano il primo posto tra tutte le Accademie d'Italia e il nostro numero 10, Donedio Sebastiano, viene premiato come miglior giocatore. Premio stavolta ancora più di valore di quanto in quanto decretato da tutti i giocatori delle squadre incontrate. Da segnalare anche una giornata inclusiva dove per tutto il giorno si sono sfidati in campo, in una sorta di campo estivo, bambini provenienti da tutta Italia, senza appartenenza di maglia, ma solo spirito di amicizia. The Academy, trofeo Sant'Antonio Calcio, settore giovanile. E non va appunto in queste squadre, abbiamo giocato due spizzinoso dei vizi, uno è Giovanni Castelli, esatto, e l'altro è Sebastiano Donedio, composto che io chiamo Bustiano, insomma, pesato promene e quindi mi piace da lo chiamare Bustiano Donedio. Bene, auguri a questo spizzino giocatore, a mezzo d'avanzamento, no? E buono perfetto, insomma, su gioco del suo pallone è uno bello sport. È una bella iniziativa esposta pure questa de Donex il morso a dono a tutti los pastores sabato 23 dell'Ampata. Buono prove a sos pastores che sono convitatos a Suzzilleri de Donex. Bene, andiamo da innanzi l'appuntamento, un appuntamento storie, mercoledì 17 dell'Ampata a 7:15, saula consiliare, una riunione può discutere e programmare l'autunno in Barbagia, Cortes Abertas, in Bizzi, chieste su Chimbe e su Sese dei capitani 2026. Ordine del giorno sarà il seguente: proposte autunno in Barbagia 2026, varie ed eventuali. Sono invitati a partecipare tutte le associazioni cooperative titolari di attività produttive, artigianali e di commercio e tutti coloro che sono interessati a prendere parte alla manifestazione al fine di presentare la loro proposta e la loro adesione. Bene, andiamo da innanzi il gallo, questo appuntamento è su Decker 9, quando il sole si ferma, il solstizio di Romanzeso. L'appuntamento è sta puntata di Romanzeso, Decker 9, da San Zotto, e su sito archeologico.
Veste a sotto conferenza il solstizio di Romanzesu, poi a 9 osservazioni ai telescopi, racconti tramite e astronomia, una bella cosa. Bene, entriamo sul giornale, il paese a prima pagina, adesso Unione Sarda, Salvini un treno per Nuoro, Salvini este promentin treno, nave, ponte a Donzala, ma a me pare che sa carriera sua politica siete appunto a finire. Il ministro rilancia nel giorno in cui il PD chiede un tavolo Stato-Regione. Traghetti, Cagliari scoperta, adesso Traghetti lo combatta crisi, la rabbia degli allevatori, i nostri i nostri capi restano a terra. I nostri capi intende il capo del bestiame che questa questione chi non ballucco può lo trasportare. Cagliari, la partita dello stadio, la spesa prevista è di 218 milioni, 60 pubblici, tutti i numeri nel giornale. Un coro al G7, pace per Kiev. Trump, Meloni, prove di dirgelo. Mara Calagones, i cantieri di Terna, la sindaca protesta. E così via. Andiamo a terza pagina, Cusa dessa Nuova Sardegna, prima pagina, immobili a €1 ai piccoli comuni per creare i servizi di base. Dalla regione non solo fondi ad hoc, ma anche una proposta concreta. L'80% dei comuni sardi non ha servizi base. La regione conosce l'emergenza, per questo, al di là dei fondi destinati alle amministrazioni, mette in campo un progetto per cedere ad €1 immobili da trasformare per realizzare servizi di base. Il demografo narra unire i servizi ed aprire agli immigrati. Bah, chi ha mai tancato? Noi abbiamo fermato le speculazioni. Caso Cala Finanza, il sindaco Lai si difende, mai avallate le colate di cemento. Siamo sei danni di lui porta San Paolo. Siamo sei danni non bebbata in prospettiva la trasformazione di una zona che è scritta come villa in una specie di resort e comunque albergo, insomma, a 5, 6, 7, 8 stelle. Bene, andiamo da innanzi, entriamo subito in provincia di Nuoro e vamo dos articolo Povizi. Quando il sole si ferma, abiti, archeoastronomia e spiritualità. In occasione del solstizio d'estate, il santuario nuragico di Romanzesu ospiterà l'evento Quando il sole si ferma, un incontro dedicato alla scoperta del profondo rapporto tra gli antichi abitanti della Sardegna e di fenomeni celesti che scandivano il tempo, le stagioni e la vita delle comunità. L'appuntamento organizzato dall'Associazione Astronomica Nuorese è per venerdì 19 alle ore 20. Ingresso libero attraverso un percorso tra archeologia, astronomia e tradizione. I partecipanti saranno guidati alla scoperta dei possibili allineamenti astronomici dei monumenti nuragici e del significato simbolico attribuito al Sole nel giorno in cui raggiunge il punto più alto del cammino annuale. Ebbene, una bella iniziativa. Bitti, sempre, primo incontro in comune in vista di autunno in Barbagia. Si terrà stasera alle 19:15 nella sala consiliare il primo incontro preparatorio dell'edizione 2026 di Autunno in Barbagia. Il circuito itinerante da settembre a dicembre apre le antiche cortes dei borghi nel cuore della Sardegna. La rassegna promossa e organizzata dalla Camera del Commercio di Nuoro insieme alla sua azienda speciale Aspen partirà da Bitti il fine settimana del 5 e 6 settembre. L'incontro promosso dall'assessore comunale
del turismo Cristian Farina e del delegato alla cultura Mario Sanna è propedeutico a raccogliere per tempo le prime indicazioni, suggerimenti e manifestazioni di interesse che costituiranno la base per l'organizzazione generale del circuito. Va bene, va bene, va bene. Siamo scontenti. Andiamo da innanzi, all'Ollove sabato sarà notte romantica. L'Ollove, insomma, vi fa che ne di tutto. L'antico borgo ripulito dalle sterpaglie per l'occasione. Sabato prossimo l'Ollove vivrà alla 11ª edizione della Notte romantica dei borghi più belli d'Italia, iniziativa nazionale dedicata alla valorizzazione dei borghi aderenti alla rete. Il tema, naturalmente, state attenti perché può aderire alla rete dei borghi più belli d'Italia, tocca de paccare, non è che è una cosa gratis. Se tu non paccasa, non sei borgo più bello d'Italia. Se invece paccasa, tanto basta qualche speranza di essere dichiarato borgo più bello d'Italia. È stato un infingimento, si narra in italiano. Il tema dell'edizione 2026, l'amore per i ricordi, ma accompagnerà, spiegano dal comune, una serata pensata per raccontare l'identità di Lollove attraverso luci soffuse, lanterne, candele, musica diffusa tra i vicoli e momenti di valorizzazione della memoria del borgo. Per l'occasione l'amministrazione civica, con un intervento last minute, ha provveduto a ripulire il villaggio senza tempo dalle sterpaglie che fino a lunedì invadevano viottoli e case dirocate. Entro oggi le operazioni dovrebbero essere completate. Il programma della Notte romantica prevede la partecipazione della Scuola Civica di Musica Chironi con voce e musica negli scorci più suggestivi e la collaborazione con l'ISRE per la proiezione dei documentari Giorni di Lollove della durata di 50 minuti. Le attività produttive presenti nel borgo aderiranno alla serata con menù speciali dedicati alla notte romantica e con il dolce ufficiale della manifestazione che si narra pensiero d'amore, si narra dolce ufficiale. Oh, pensiero d'amore in Lollove. Ma allora, numero pariglie senza autorizzazione, 8 condanne per Savardia, danni di Orgosolo fa una repubblica a sé, quindi spariglia, che non mai beccare senza autorizzazione. Ribaltata la richiesta di assoluzione del PM per i cavalieri di Orgosolo. Il giudice pagherà un'ammenda di 40 euro per le spese processuali. Vabbè. 8 condanne al pagamento di un'ammenda di 40 euro e delle spese processuali, una sentenza simbolica ma destinata a riaccendere il dibattito tra la tutela delle antiche tradizioni e il rispetto per le disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Così si è concluso il caso giudiziario nato intorno all'antico rito equestre di Savardia di Orgosolo, per il quale erano finiti alla sbarra Enrico Buffa, Vincenzo Corrias e Francesco Cosso, Pietro Gesuino Cubedo, Mario Filindeo, Emiliano Monna, Andrea Muggiano, eccetera, eccetera. Insomma, vabbè. Andiamo già da innanzi. Piccoli comuni a rischio, le ricette della regione, più fondi e case ad €1. L'assessore Spanedda, puntiamo sulla rigenerazione urbana, immobili concessi a un prezzo simbolico per ospitare servizi, ma concessi da chi è? L'allarme spopolamento ormai è stato lanciato da diversi anni di strumenti e interventi per cercare di contrastarlo, ne sono stati attivati tanti, eppure la classifica in versione di rotta ancora non si vede. Ieri ANCI Sardegna, nelle parole della presidente Daniela Falconi, lo ha detto chiaramente:
se i piccoli centri si svuotano prima dei servizi, la conseguenza naturale è che tutto questo acceleri lo spopolamento, ma a parte il bonus bebè e i contributi a fondo perduto per acquistare la casa, cosa si sta facendo nel concreto per cercare di bloccare l'emorragia nei comuni, nei piccoli centri? La Regione, in particolare l'assessore all'urbanistica e gli enti locali, sta puntando molto sulla rigenerazione urbana, vincolando proprio a favore dei centri sotto i 5.000 abitanti a rischio spopolamento una parte dei fondi stanziati per questo intervento, per i progetti di rigenerazione urbana destinati ai comuni sotto i 3.000 abitanti. Abbiamo assegnato 52 milioni di euro a 120 comuni e restano da assegnare altri 7,7 milioni di euro per altri 21 comuni e poi 35 milioni di euro invece destinati ai comuni con popolazione tra 3.000 e 20.000 abitanti. 20.000 abitanti. La soluzione? Unione di paesi, questo è l'esperto Francesco Billari, cioè, questa unione dei paesi non è una cosa tanto chiara, insomma. Solo così si potranno salvare. Francesco Billari, bisogna riuscire anche ad attirare gli immigrati. Sassari, se vogliamo far sopravvivere i comuni a rischio spopolamento, la prima cosa di cui abbiamo bisogno è l'aggregazione dei piccoli centri. Francesco Billari, demografo e rettore dell'Università Bocconi di Milano, indica nell'unione dei comuni una soluzione per combattere l'inverno demografico e la perdita di servizi nelle aree interne. Quello dei servizi che spariscono è un fenomeno irreversibile. Per il mondo di oggi il comune non è più l'unità giusta. Le aree metropolitane devono essere gestite a livello metropolitano, mentre l'opposto, per far sopravvivere i borghi abbiamo bisogno che si uniscano e lo devono fare proprio per evitare che i servizi si chiudano. Una farmacia, una banca, una scuola per 2 comuni? Esatto, se i 2 comuni si stanno spopolando ed in entrambi si perde la farmacia, la scuola o lo sportello bancario, tutti stanno peggio. Se invece si alleano e trovano una soluzione per condividere questi servizi, allora questi rimangono e lo spopolamento si rallenta. In questo momento è impensabile tenere la stessa unità territoriale di prima. Però proprio in Sardegna, ad esempio, molte aree interne sono difficili da collegare. È vero, in alcune zone è certamente più difficile. Penso proprio a quelle montagnose dove l'orografia non facilita le cose e questo accade anche in Sardegna. Però non si può prescindere da quanto dicevo prima. Servono le aggregazioni anche su aree ampie e dobbiamo abituarci all'utilizzo del trasporto per spostarci verso un servizio. Qual è il servizio che non si può assolutamente perdere? La scuola ha un ruolo particolare perché costruisce il futuro. La farmacia certamente serve, anche lo sportello della banca e delle poste, ma senza scuola non c'è speranza per questi comuni. I punti di non ritorno sono la chiusura dei servizi che attirano o trattengono le famiglie e tra questi, oltre alla scuola, ci sono gli asili e così via, cioè praticamente un ragionamento che noi schiavicheglia un esperto può luacere, ma intanto l'amor fatto tantar via. Per combattere lo spostamento, assistenza sanitaria e istruzione. Lupo è su PD, non dei fatti nostri, o fatti vostri, o Tesinarata, dall'UE più soldi di quanti se ne riescano a spendere. Le risorse economiche per i piccoli comuni ci sono. L'Europa continua a mettere a disposizione più soldi di quanto gli enti locali non riescano a spendere. Giuseppe Lupo, europarlamentare del Partito Democratico,
parte dai dossier già aperti e all'ordine del giorno per sottolineare quanto il problema dello spopolamento dei piccoli centri sia al centro delle politiche dell'UE. Le diseguaglianze territoriali non sono solo nord-sud, non sono solo continente e isole, ma anche tra aree costiere e aree interne. Il primo dossier riguarda il nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, quello 2028-2034. Il Parlamento ha approvato una proposta da 307 miliardi di euro per la coesione ed una parte consistente è destinata alle aree in ritardo di sviluppo per le isole. Aiaia. Sovinare beste ma abbiano li spennimolo. 20 miliardi per rifare le ferrovie sarde. Salvini vuole il treno per Nuoro. Recupereremo anni di ritardo. Salvini, appena che è andato da Nuoro, ha ammesso che vi siete andati. Probabilmente si è dimenticato su cannato. Tariffe aeree e marittime, il ministro promette niente aumenti. Sbarcato da Milano ad Olbia, ecco qua, a Olbia sta andando, per inaugurare ufficialmente l'operazione nazionale Mare e Laghi Sicuri 2026, lanciata dalla Guardia Costiera ieri a Porto Rotondo, è in partenza per Roma, destinazione Consiglio dei Ministri. Il vice premier Matteo Salvini trasforma la sua toccata e fuga in terra sarda in un impegno sui trasporti interni e sulla mobilità di chi resta, dalla continuità territoriale delle reti ferroviarie, passando per le strade. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti vuole cercare di recuperare qualche anno di ritardo, consapevole che non si riesce a fare in 3 anni quello che non si è fatto in 30. E vabbè, Nuoro dimenticata e quindi ha promesso la ferrovia in Nuoro. Navi, un'altra stagione nera, Cagliari sempre più isolata, fuga di armatori dal capoluogo, poche tratte e cabine esaurite. Caro carburante, dubbi sugli aiuti regionali. Iscritti che la regione appunto ha fatto questa disposizione pro aiutare, insomma, possiamo che su benzina e gasolio costano di più 30 milioni almeno contro il caro carburante, pescandole dai 750 della variazione di bilancio alle porte. L'iniziativa della regione, dice Andrea Porco, direttore di Confindustria, sembra in linea con quanto le nostre imprese segnalano da mesi alle istituzioni sia regionali sia nazionali. La povertà invisibile dell'isola, 10.000 persone alla Caritas, sempre più i cittadini sardi in difficoltà, assistiti e in aumento del 16%. Crescono le famiglie che chiedono aiuto, il 39,4% degli utenti è un nuovo indigente, cioè sono indigenti che si sono aggiunti verso Schibini già dai prima. Raccolto dimezzato per le erbe infestanti, cioè praticamente le erbe infestanti se hanno invaso lo campo e hanno fatto danno meta. Agricoltori disperati, un'annata da dimenticare per le aziende dell'Alta Marmilla. Allora io che amo un piano straordinario per i treni, lo Stato chieda 22 miliardi all'UE. La mozione PD, finora sono arrivate risorse solo per la manutenzione. Sorpreso dai ranger mentre applica un rogo, un allevatore di 78 anni, arrestato lunedì a Villasor e accusato di incendio doloso, cioè buianne un campo de Lahore. Trump, pressing su Putin, deve fare un accordo, certo basta deliberare tutto,
esaccordo il fatto. Cioè, ragazzi, cioè, Kiev si deve arrendere, gainare sputiniano. Debbia che tanto conto dall'Armata Rossa, chi so tanto questa Armata Rossa ha perdito una S ed è diventata Armata Rosa e quindi come sta appunto a biscute saldentes energia e armi, il G7 si compatta sul sostegno a Kiev. Il Cremlino, Zelensky venga qui se vuole vedere lo zar e sta a Fabianare poi il problema sta a girare dai niente. Alta tensione, nave di Mosca spara ad uno yacht nella Manica. Questa è evidente ritorsione contro Subato Chiesa. Inghilterra ha bloccato una nave fantasma russa, prenave petrolio abusivo. Ucciso in Polonia il dissidente russo Skrepesky. Questo è praticamente l'espermisso di hacker vignetta e pone in discussione la santità di Putin e quindi vanno pensato bene di dare freddato a colpi di pistola la pista dell'esecuzione politica, no? Che viene dati lui. Un'esecuzione in pieno giorno, orchestrata oltre i confini russi, per mettere a tacere una voce dissidente. L'ombra dell'omicidio politico si allunga sull'Europa e in particolare in un angolo della Polonia orientale dove si è consumato il tragico destino di Semyon Skrepesky, nome della plume di Robert Kurzorov, attivista caricaturista freddato a Biada Podanska, non lontano dal confine bielorusso. Skrepesky, 44 anni, era una figura piuttosto nota a livello internazionale e anche in Italia. Solo poche settimane fa a Venezia aveva unito la propria voce a quella delle movimenti di protesta contro la riapertura del padiglione russo alla Biennale. L'artista, stando alle prime indagini, è stato intercettato da un uomo armato non identificato che gli ha scaricato addosso 3 proiettili. Zelensky è crollato a terra, l'aggressore si è avvicinato per infliggergli il colpo di grazia sparandogli altre 2 volte a bruciapelo. Il portavoce del governo polacco, Adam Schiappa, ha confermato la gravità del caso, rivelando che lo Stato aveva offerto protezione all'artista, da lui però rifiutata. Subito dopo l'agguato, la famiglia della vittima è stata posta sotto massima protezione in luogo sicuro. Il portavoce della procura ha annunciato il fermo di 2 cittadini bielorussi che si trovavano nei pressi del consolato di Minsk. Ziusagai, in Russia Ziusagai, l'oppositore hanno eliminato, ma non politicamente. Un piano straordinario per i treni, questo l'abbiamo già visto, edicole chiuse e perdita di fiducia le prossime sfide del giornalismo. Vitelli narra ormai l'attenzione dei lettori deve essere, contesa con i social, cioè praticamente il giornale scomo se la deve ingarrare chi so social. E non è facile. Iran si pensa già ad una fase 2, gli USA venerdì la firma totale. Abbiamo concluso il nostro accordo con l'Iran e dovrebbe avere successo. Ora passa ad una seconda fase che penso sarà in realtà più facile, cioè praticamente sconfitta su tutti i fronti. Trump. E che in questo terminiamo questa nuova de oggi. Eccoci qua, questa sigla di tancatura, la ponemos e damos. Non va nessun commento, vabbè, il commentatore sono sparito, bisogna più. Vabbè, pazienza, noi andiamo da innanzi, se chiude assicurare il servizio, qualcuno sta ascoltando, altri dovranno ascoltare dopo, e a chi su che si può.
Allora, no, che non si intende però la musichetta, un attimino, ecco qua. E ammento il bidet, buon a tutto, dai, visti TV, adioso e mezzo da casa.